Questo dopo 3-0 mi viene vicino, no, mi viene vicino e mi fa: Press, vinciamo il campionato, non si preoccupi. Era perché ha pensato al Borgo Rosso, ha fatto sì, ho semato Eugenio. Comunque anche quella partita lì non è che, se tu togli il secondo tempo, il primo tempo era stato giocato. Sì, ma dico l'aneddoto, ecco, sì, questo aneddoto me lo ricorderò sempre, basta. E dopo devo dare atto che con lui, col mister, la società ha fatto il suo, ma chiaramente tutti i suoi suggerimenti, no, ecco, noi abbiamo cercato di non fare mancare nulla, perché è importante, penso, per i ragazzi avere giocato tutti sereni e tranquilli in scadenza di contratto, potevano esserci degli infortuni. Scusi, Presidente, se le faccio una domanda indiscreta, il premio promozione l'avete già pattuito? No, c'è un premio promozione che adesso i ragazzi andranno a percepire. Ah, ma l'avete già pattuito inizio campionato, dico? No, il premio promozione l'abbiamo stabilito verso febbraio, Pulzetti, marzo, 3-4 ragazzi, 5 di loro, abbiamo stabilito questo premio. Avete trovato l'accordo subito? Ma sì, non sono esosi, sanno che tanti soldi non ne abbiamo da spendere, per cui dico, diciamo, meglio pochi e prenderli sicuri che tanti e non prenderli mai. Tutto giù. L'applauso è partito dal team manager, i fischi dalla tribuna di qua, qualcuno ha fischiato di qua e quindi, però tutto a posto, è giusto così, è giusto pochi, sicuri e prenderli. Dov'è il microfono? Dai, andiamo a Trevor, a Mandolini, a Salviato, a chi? Puzzetti che sei andato tu puoi trattare come capitano? No, sono andato io con altri miei compagni, eravamo in 4, quelli un po' più vecchi dello spogliatoio. Quindi... È stata lunga la trattativa? No, assolutamente, nel senso noi abbiamo fatto una chiacchierata col Presidente, non è che abbiamo discusso più di tanto. È stata... Ma come eravate in classifica quando siete andati a trattare? A febbraio eravamo primi. Scusami, il periodo? Metà febbraio. Ah, proprio eravate sicuri insomma? No, sicuri no, assolutamente, mancavano ancora 2 mesi, più di 2 mesi, quindi tante partite, no, non eravamo sicuri, però era giusto farlo per dare comunque un... Poi tu hai dato la notizia a tutta la squadra è stata tutta contenta, non ha contestato nessuno dei 4 che siete andati oppure... No, abbiamo comunicato alla squadra e vabbè, non è che erano tutti contenti, nel senso molti magari speravano qualcosa in più, però alla fine l'importante è aver raggiunto questo obiettivo e volevo comunque ringraziare, che penso che sia un pensiero comune a tutte le persone che sono là dietro, che passano sempre in secondo piano, dallo staff medico, lo staff tecnico, i magazzinieri che sono là dietro, team manager, poi tutti quelli della andremo a società. chiacchierare un po' con loro, con tutti che meritano. Questo veramente fanno parte di noi ed è veramente un ringraziamento di cuore. Va bene, c'è la pubblicità, poi rientro, andiamo a vedere tutti i gol vostri, faremo il giro d'andata, poi abbiamo i tifosi, abbiamo tante cose, tra poco.